Mamma mia. Con chi cazzo mi tocca fare le live? Con chi cazzo mi tocca fare le live? Allora, siamo partiti. Aspetta che Mo' adesso devo mettere la aspettiamo. storia che ho scritto via alla hashtag mirata. Mamma mia. Perché non diventi il social media manager del Cagliari? Ma non avrebbero più rivali poi con le altre squadre. Beh, è vero. Tra No, l'altro pure quello è un piuttosto perché non ambiente totalmente da diventi, rifare. Sì. perché non diventi il social manager di Miro, del canale di Miro? Pensa, Eh, sarebbe interessante, Miro, contattami. Va bene, ti mando il curriculum all'Ego CV. Tra l'altro il primo commento della prima persona che è entrata in live, chi se non Cubi. Beh, Ciao raga, Cubi! Un non bacione servono Cubi. presentazioni. E chi non conosce Cubi vuol dire che leccava la pelata di Liverani. Oh, Ah, che infatti. schifo. Pure sudato. Dopo che si passava l'asciugamano. Bene, signori, questa non ero così emozionato per una live su YouTube da anni. Grazie Vero? Miro. Grazie Miro. Ma grazie a te, perché solo grazie a te devo dire. Poi sveleremo. Cioè, guarda, lui non sono emozionato, prende e se ne va. Cioè, No, io non ho dovevo attaccare il parole. telefono. Se Lo no so mi si io dove stacca la l'attacco live. il telefono. Se no mi si stacca la live qua perché sono un po' indaffarato. E vabbè, capita. La cosa bella è che ti sei autoinvitato poi, eh. Assolutamente. Allora, dai, andiamo al succo. Calciomercato del Cagliari. Cosa ne pensate di questo calciomercato? Prima ovviamente quello che si è autoinvitato, perché scusa, Pie. Ma oddio, io avrei fatto un invito comune, ma Miro non coglie nella mia silenziosità delle parole che non dico, però vabbè. Certo. Allora, Ma che cosa stai dicendo? dobbiamo fare un sunto. Beh, il sunto da fare del Cagliari, del mercato del Cagliari è molto molto veloce, cioè voglio dire, fondamentalmente è stato un mercato ridicolo, in linea con gli ultimi mercati degli ultimi 2-3 anni. Un mercato dove serviva un regista, non è stato preso, serviva una punta che sostanzialmente fosse un titolare, quindi una punta già anche con una certa esperienza, ma non vuol dire che deve avere 30-35 anni, anche uno con 26 anni che ha avuto 5 stagioni da professionista alle spalle, una punta esperta. Poteva servire un giocatore così, perché serve ad oggi un titolare al posto di Pavoletti, perché il Cagliari l'abbiamo visto che per quanto Luvumbo possa poi prendere delle punizioni che vengono trasformate, per quanto però cioè, giocare come nel secondo tempo 45 minuti spalla alla porta non lo può fare, poveraccio. Se vuoi giocare in quel modo serviva una punta di un certo tipo, è stata presa una punta che ha caratteristiche, parlo di altezza e struttura fisica, potrebbe essere adatta, ma ripeto, parliamo del nulla, cioè una punta che ha 21 anni, speriamo sia forte, ma e fidiamoci del nostro scouting, la roba finisce qui, l'analisi sulla punta. Il regista non è stato preso e sulla fascia sinistra valuteremo questo Azi, nel senso non lo valuto su queste due partite, per ora mi ricorda un po' Lico Giannis, come dicevo in privato a Pietro, anzi mi sembra uguale a Lico Giannis, lo dico. Secondo me Lico Giannis non si è mai trasferito, adesso è tornato sotto la... Allora, il calciomercato del Cagliari? No, cioè io ste cose non le posso sentì. Ma che cazzo stai dicendo? Miro, ma tu ci devi riflettere, scusa. Allora, a te non sembra consapevolmente goffo quando corre? A me sembra No? veramente consapevolmente goffo. Cioè, proprio come dico Giannis, ha questa struttura. Ma io lo apprezzo tantissimo, a differenza vostra. Io dico, proprio perché è uguale a Dico Giannis potrei apprezzarlo. Perché di per sé io nel 3-5-2 l'esterno sinistro voglio mancino, non destro. Mi irrita ogni volta perdere quel... non so, mi sembra avere un Macumbo anche sulla sinistra. Comunque, niente. Poi per quanto riguarda il difensore centrale, per fortuna non se ne sono andati via né Altare né Goldaniga,
e non ho capito Chiriches, chi cazzo doveva venire, per fortuna non è arrivato. Oggi ce la siamo anche sfangata da Radovanovic e poi chi è che è arrivato? Azzi è la ok. prima punta. Ah sì, e poi di altri alla fine Milico, Viola non se n'è andato nessuno, vero? No. Vabbè, questi sono dei cessi, almeno Millico è un cesso che è stato voluto da Liverani per mandare via De Sogus, però voglio dire, insomma, questo è. Te Pietro, che ci dici? Ma dico che per l'ennesima cessione di mercato da qui a 2 anni fa, il Giulini, essendo in netta crisi finanziaria, dopo una serie di acquisti negli anni scorsi strapagati e che non hanno reso, è ormai da 1 anno e mezzo che fa sessioni di mercato a costo zero praticamente, Sì. o comunque a costi molto bassi. Allora, bisogna comunque considerare che l'organico, considerando semplicemente, cioè, i giocatori presi giocatore per giocatore, è anche un organico interessante. Cioè io attualmente non trovo una squadra a livello di rosa oggettiva che sia più forte del Cagliari. Quindi ci sta che da questo punto di vista fai un mercato molto povero. Dall'altra, vista tutta la serie di difficoltà tattiche che ha questo Cagliari, che aveva con Liverani e che continua ad avere con Ranieri da un certo punto di vista, mi sarei aspettato una serie di innesti funzionali. E con innesti funzionali non intendo sicuramente Radovanovic, come non intendevo neanche Colley, per dire, perché io non ho mai capito perché Goldaniga sia stato messo sul mercato. Ma adesso, parlando di Radovanovic, che sembrava tutto già fatto, meno male che non è arrivato. E mi sa che anche rescisso con la Salernitana. Perché andare a vendere Viola... no. Ah, e allora godo, così la Salernitana fallisce. Comunque, comunque, senza rancore, io non sono deluso da questo mercato perché Ranieri è uno che ti dovrebbe portare delle garanzie per quanto riguarda il mercato. E io non lo so cosa penserà Ranieri di questo calciomercato qua. Magari prima di arrivare qui ha già discusso con Giulini e ha capito la gravità delle finanze del Cagliari. Io non lo so. Solo che con una figura così di spessore mi sembra strano un mercato così povero. Senti, ti voglio fare una provocazione però. Vai. Eccolo, comincia subito. Allora, vai. ma no, perché qua c'è la rosa del Cagliari secondo te è la più forte, no? Della Serie Sì. B. Ma quindi la rosa nel suo complesso, come organico totale. Sì. Però voglio dire, cioè a me la rosa del Cagliari nel complesso non mi sembra tanto, cioè voglio dire, adesso come attaccanti fondamentalmente ne abbiamo uno, abbiamo una punta per 2 ruoli. Quindi, abbiamo preso il signor Prelez, in effetti, vabbè, scusa. Abbiamo preso Prelez. Abbiamo preso Perez. Voglio dire, a sinistra con tutto il bene del mondo, ma ci sono Paolo Azzi e Barreca. Difensori centrali alla fine ne abbiamo 2, di cui comunque uno viene da primavera. Cioè abbiamo inserito Kurfalidis che è fortissimo, però non è che abbiamo una rosa nel complesso tra gente che ormai, voglio dire, Mancosu vabbè non lo conto neanche più, Rog fa una partita e 10 no, poi Viola vabbè lasciamo perdere, Falco anche lui ci ha avuto più problemi che altro, De Iola più problemi che altro, cioè negli 11 effettivamente secondo me la rosa top è effettivamente la migliore, però io come ricambi pensandoci non è che veda tutta sta grande possibilità di manovra, soprattutto per le prestazioni che ho visto. Vabbè, quello certo, però per dire, se proprio vuoi considerare anche i ricambi in un sistema tattico, comunque secondo me, se proprio vogliamo da questo punto di vista, siamo sotto solo alla Regina. Cioè, per dire, mi vuoi dire che il Frosinone, nel complesso, che è primo, meritatamente ha una squadra più forte della nostra? Per dire, per esempio. Ma il forte poi è relativo, cioè no, lo so che noi ragioniamo a Romy perché ovvio, grazie al cazzo, stiamo parlando di quello, però cioè, signori, cioè, a quanto pare i nomi che abbiamo in campo ad oggi non sono più forti del Frosinone, cioè a livello di nomistica sì, effettivamente sì. No, ma poi a livello concreto no, lo stiamo dimostrando, Certo.
purtroppo è così. Non so se stiano sottorendendo, Allora, siamo noi che li abbiamo sempre sopraelevati. prendiamo gli spunti dai commenti. Tipo, Riccardo dice: ci voleva pure un secondo portiere. Io voglio vedere se si rompe Boris, chi mettiamo in porta. Bravissimo, Ovviamente, bravissimo. a seguito di Aresti non può giocare neanche in Serie C, e io aggiungerei la partita con il Bologna in Coppa Italia insegna. Mamma mia, No, io non l'ho mamma visto mia. per fortuna, però. Ti sei salvato. Una partita indegna, che effettivamente nemmeno negli esordienti, una cosa veramente imbarazzante. Il secondo portiere, secondo me, è un acquisto che manca. Sì, assolutamente, d'accordissimo. Non è da Secondo sottovalutare, portiere o primo? Perché io direi anche primo portiere. Ma allora, devo dire che le uscite a vuoto di Radunovic che hanno confuso gli avversari, devo dire che in queste ultime giornate che non ci sono state mi sono mancate, devo dire. Ma a me Radunovic, devo dire, come primo portiere di Serie B, cioè, secondo me è l'ultimo dei problemi. Poi per la Serie A vedremo, ci dovessimo arrivare, chiaramente non è che stiamo parlando di un fenomeno. Però tra i pali non mi pare uno che faccia cappelle, li fa molto fuori. Ma secondo me un secondo che possa essere un comprimario. Io avevo sparato il nome del portiere del Modena, adesso lo vedremo. Ecco, il Modena ce l'abbiamo quando ce l'abbiamo questa settimana. Il portiere del Modena mi era piaciuto un sacco. Oddio, non mi ricordo come si chiama, ma ho capito qual è. Gagno. Gagno, esatto. Non è male, non è per niente male. Poi ovviamente ritorniamo sempre al punto di partenza, che la cappellata principale è stato non vendere Cragno al momento giusto e tenersi Vicario. Però sempre lì torniamo. Però, ripeto, in quanti di noi tifosi sarebbero stati favorevoli a una cessione di Cragno? Io sì, si è fatta al momento giusto, sì. Io pure lo sai benissimo che insomma avrei fatto cassa quanto prima, onestamente, perché l'avevo visto che con Olsen la difesa girava meglio per un insieme di fattori, era più sicura, e con Vicario idem. Però i tifosi preferivano Cragno, che non si è riuscito a imporre neanche al Monza. Poi, per carità, di Gregorio mi piace molto, però questo è fattuale. Ci sono giocatori che da noi hanno overperformato perché hanno avuto un ambiente che li ha super coccolati. Però non è che stiamo parlando di dei fenomeni in senso assoluto. E Cragno era uno di quelli. Esatto, e condivido anche il commento che fa il buon Gianluca, un bacione. Oggi voto calciomercato 10 per aver schivato il proiettile Radovanovic. Verissimo, verissimo. Anche se ci fosse stato ancora Maran, sarebbe stato l'acquisto perfetto. Sì, ex Chievo delle meraviglie. Sì. Miro, posso farmi insultare? Certo, devi farti insultare. Ma allora, sai che oggi poi ci pensavo e dicevo, ma lo sai che fosse stato un Radovanovic 2 anni fa a livello proprio di tenuta fisica, quest'anno si è rotto di continuo, come caratteristica a me non sarebbe poi così tanto dispiaciuto da mettere lì in mediana a fare solo legna e le mezzali vanno e si inseriscono di continuo. Allora, Radovanovic cos'è? È il classico difensore centrale che prende o la palla o il pallone. Non è nemmeno uno di quei giocatori che ti spicca particolarmente, però quello che fa lo fa discretamente, senza infamia, senza lode. Esatto. Qualche anno fa lo avrei preso pure io, però visto che già qualche anno fa andava a scuola con Silente, figuriamoci mo'. Anche no. Mille volte certo. Un Dossena, che io gli ho tirato tutte le cose del caso, perché dico, ma dai, questo viene dall'Avellino, viene da Serie C, è buono a fancazzo, e invece col cazzo, perché si sta rivelando uno dei migliori in difesa. È bravo, molto bravo. Non mai quanto il Got, che ha fatto doppietta e stava per emulare Ceppitelli contro il Parma, ricordiamolo. Sì, non sarà mai come il capitano, purtroppo. Però effettivamente poteva essere un buon acquisto, cioè un acquisto ragionato come minimo, un po' alla Colley pure lui, un giocatore che non ti strappi i vestiti perché arriva, però è uno di quelli che fa il compitino e lo fa bene. Sì. Sono i giocatori su cui dovrebbe puntare il Cagliari. Comunque
non c'era grossa necessità di Colley, però fosse arrivato, perché magari se ne andava a Goldaniga, non è che dici arriva uno scarpone, cioè Colley la sua sporca figura l'ha sempre fatta ed è, comunque sta ancora giocando adesso, voglio dire, non è un Sì, pensionato. quello sì. Poi Nico dice che la rosa del Cagliari non è la più forte della cadetteria e le dirette concorrenti si sono rinforzate. Vedi Bari, quello è vero, ma per definirli rinforzi bisognerà vederli sul campo. Io credo che il Bari abbia viaggiato anche troppo sull'ali dell'entusiasmo e si sia un po' placato. Però staremo a vedere. Condivido, troppi giocatori dovevamo sfoltirla, troppi esuberi tipo Viola, che... Millico. Millico, Posso rifarmi insultare? certo. Io su Viola... Adesso vai a dire che Millico è fortissimo, dai, No, sentiamo. no, 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 Milico gasa solo perché il cam, però io Viola l'avrei, cioè no, io Viola ci punterei. Allora io devo Guarda, ancora sfatare sto falso mito, ma Viola, scusate, ma le partite che ha fatto è stato così osceno da meritarsi un odio, no, il bradipo, va bene che non è veloce, ma quantomeno i lanci li sa fare, sa battere le punizioni, i calci d'angoli, no? Ma giochi in 10. Tu dici? E con Macumbo? Giochi in 11. Male, perché hai un regista che non è un regista, però giochi in 11. Cioè, mo lascia perdere. Io so di parte e tu sei di parte, cioè siamo due fazioni completamente diversi su Macumbu. Però Ah, a è te uno. piace? Io sono innamorato Merda! di Macumbu. Io sono innamoratissimo. Ma io lo sapevo, da quando ho sentito che avevi detto, era uno dei primissimi video su Macumbo e avevi detto tipo Macumbo fenomenale, ho detto, Miro, bastardo, lo sapevo che non eravamo d'accordo neanche su Macumbo. No, ma cioè, io capisco quello che dici ed è vero perché comunque è uno che si dà troppi leziosismi in mezzo al campo, gioca in un ruolo che non è il suo e tutte le cose del caso. Però è uno dei pochi a centrocampo che ha sia testa che piede. Poi che non riesca a combinarli contemporaneamente, quello è un altro caso. Però potenzialmente A potrebbe me dà fastidio il essere. fatto che non abbia il lancio lungo. Cioè tu ricordi un lancio lungo di Macumbo? Non No, è perché lui ammissibile. cerca sempre un appoggio, perché si ritrova costantemente con la doppia marcatura, ma è normale perché rimane mezz'ora col pallone. Cioè lui secondo me è veramente tutt'altro che un regista. C'è un equivoco tattico di nuovo clamoroso perché rischi di rovinare un giocatore, ma non voglio dare la colpa agli allenatori, è di nuovo colpa della società. No, ma cioè A abbiamo me un guarda, centrocampo Macumbo devo composto da dire, tutte molto meglio mezzali. di Marin in quella posizione. Marin quanti palloni perdeva? Macumbo alla fine si fa mamma selezionare, mia. però non ne ha mai persi di palloni. Cita, adesso col Modena lo perde davanti alla difesa. Però è vero, cioè, veramente, io sono rimasto sorpreso da questo fatto, perché io pensavo, questo figa ci fa prendere tanti di quei gol perdendo pallone davanti alla difesa, invece no. Grande Simo, Ciao Ciao Simone! Simo, grandissimo. un bacione. Io intanto, voi sapete qualcosa di questo attaccante? Perché io non so assolutamente una minchia. No. Io so che giocava nella primavera della Samp quando allenava Ranieri, quindi Ranieri comunque lo conosce per caratteristiche. Può essere, la mia previsione è questa, secondo me non è un acquisto che ha richiesto lui direttamente, ma secondo me era giusto un'opzione, nel senso lui è andato da Bonato e gli ha detto: guarda direttore, mi serve un attaccante pronto perché Pavoletti è rotto. Volendo, se proprio non riuscite a fare di meglio, c'è questo ragazzo che giocava nella Samp che conosco, però gliel'ha data come opzione, secondo me, non era la Sì, priorità. Sì, condivido. Ma anche perché probabilissimo. poi, voglio dire, si acquisti all'ultima giornata, non so a voi, ma a me sembrano sempre degli acquisti fatti alla Carlona. Cioè, voglio dire, ma figa, allora, ma scusate, adesso Radovanovic e quest'altro come si chiama? Prelec? Sì, Sì. Cioè, questi qua, ma secondo voi il Cagliari li ha dovuti corteggiare per un mese? Ma secondo me No? ieri hanno fatto una chiamata, hanno detto che questi qua dicono per grazia divina qualcuno mi cerca, arrivo subito.
Cioè, ma secondo me è andata così la cosa, non che questi c'era sta trattativa imbastita, adesso faranno la conferenza, è stato molto difficile portare questo talento, ma dai, non dire cazzate, cioè. Ma è normale che sia così, perché se tu vai a vedere negli ultimi anni, specialmente poi per quanto riguarda la prima punta, si è andato sempre all'ultimo giorno e sempre su soluzioni che non erano primarie. Tero, Simeone Paloschi, Keita. Simeone pure venne solo perché si ruppe Pavoletti di nuovo il crociato e Vero. l'unico libero era Simeone dalla Fiorentina, perché se no col cazzo che veniva. Keita, Vero. Paloschi che ha giocato sì e no 2 partite. Mamma mia, Paloschi. Sì. Cioè, è stato un qualcosa di imbarazzante. Praticamente noi gli attaccanti li vendiamo dal cesto dell'umido, sostanzialmente. Sì, perché poi andiamo a prendere tutti gli scarti delle altre squadre. Vero. Sì. Tra l'altro, Vai. su Tirol si è andato a prendere un signor attaccante, per me, io me lo sarei preso a mani bassissime, Sì. che è la Rivei. Tu te lo beh. saresti preso? Sì, assolutamente. Come coprimario di Lapadula, la Rivei secondo me ci sta benissimo. Ma anche un Melchiorri in uscita dal Perugia. No. Mm. No, io su questo non sono per niente da... No, allora, l'arrivei per caratteristiche forse sì, ma... Cioè, onestamente... cioè, avrei preferito altro. Melchiorri assolutamente no. Io Quanto sì. mi riguarda. Poi cioè, io onestamente, ragazzi, cioè, sono per l'andare al futuro, sbagliando, ma io non ritratterei più nomi del passato, perché ha portato tutto a merda e merda quello del passato. Quello sì, quello sì. Intanto abbiamo anche Solo Mondo Cazzo, a cui mandiamo un grosso vaffanculo, che ci chiede... No, ci dice, come se noi glielo avessimo chiesto, in realtà non ce ne frega un cazzo, Tommy, non so nemmeno perché tu stia commentando, però ci dice, Prelec, non ancora devo capire la pronuncia, però mi casa, anche se di sicuro non me la danno a bere sul lunghissimo corteggiamento. Beh, Grazie c'è. Tommy, ma nessuno te l'aveva chiesto, ora puoi anche andartene. Ovviamente non scherziamo. No, dai. Illo fattaccio. No, vabbè, regà, Prelez ovviamente non è che l'hanno corteggiato. Cioè, Certo. non esiste, non esiste. Adesso mi fai entrare, questo bullismo gratuito non lo accetto. Ringrazia che non ti ho bannato. Bravo. Bravo Miro. Non apprezzi mai, Tommy, vuoi sempre di più, sempre di più. Questa mirata. Tra l'altro, svegliamo questa cosa, ha creato tutto l'eccelso. Ha fatto l'ha creato male. tutto. Io mi ritrovo un messaggio in cui dice stasera facciamo una live. Così. Con tanto di audio. Miro! Sì. Aveva invitato Pietro, ma a me non l'ha detto. Cioè, questo è progressismo, questo è veramente progressismo. Come intanto dice il buon Cato, ti guardi vai. nello specchietto di dietro, vedi il 3000 avanti Cristo. No, adesso inizia Cesco, Madonna, mi perseguita su Instagram, Con su chi ce YouTube, l'hai? con sto cazzo di altare. Santo Dio. Con chi ce l'hai? Con Cesco 19. Il repre chi è? Vabbè. Allora, Terò ce lo ricordiamo bene e c'è un motivo se ce lo siamo scordati. Mamma mia. Il primo vero regista del Cagliari. Porca troia. Tra l'altro, buonasera a tutti, non sto salutando, sono un maleducato di merda, perdonatemi. Vergogna. Ciao a tutti, ciao a tutti. Ciao a tutti. No, ci stanno un botto di commenti e non mi ero più abituato. Quindi... Ah, ecco, fissa questa cosa. E qui il club anti-Hernandez. Attenzione. Sul canale di Miro scrivere questa cosa è pericoloso. Un po' sì.
No, vabbè, però è un dato di fatto che nelle ultime partite già si è ripreso un pochetto di più, ma nella prima parte di stagione Nandez è stata la delusione più grande, Vero. palesissimo. Anche più di Rogue. Sì, decisamente più di Rogue, perché Rogue comunque c'ha l'attenuante di tutti gli infortuni. Ma Nandez per me è no. alla pari, perché comunque alla fine, cioè, voglio dire, sì, è vero l'attenuante, effettivamente Rogue ha giocato molto di meno, no? Però alla fine, voglio dire, cioè, se uno rimane, se rimani per fare la differenza, figlio mio, se c'hai un fisico che non regge, cioè, a un certo punto, per quanto ti possa amare Rogue, mi dispiace, ma... eh, cioè, voglio dire, Rogue ad oggi è un bidonazzo. È Sì. questo ad oggi, Rogue. Poi io sono il primo che spero che rientri e faccia la differenza, perché io so che è un giocatore che può fare la differenza, ma ad oggi è un giocatore assolutamente inutile. Tra l'altro su quell'azione nell'ultima partita contro la Spal mi ha fatto bestemmiare il No, mondo no, sul ma lì finire. è colpa di Falco! No, No. Falco si è messo in mezzo ai coglioni. Cioè, era Rock lì che stava andando e Falco gli voleva continuare a prendere sta palla. Ma levati dal cazzo! No, no. Anche colpa di Falco, ma Cristo santo, cioè ti chiami Marco Rog, porca troia, non puoi far cappellate Però è simili. entrato bene, eh? A me è piaciuto come è entrato. Sì, come a livello anche di atteggiamento, sì, no, è entrato bene, quello sì. Tra l'altro condivido questo commento, non è padrone del suo canale perché odia i padroni, esattamente, proletariato a go-go proprio. Però senti, Miro, domanda. Sì, Te che sei amante di Nandez, ma tu sì, non lo trovi un po' inconcludente Nandez, a parte gli scherzi? Io lo trovo inconcludente. Cioè, nel inconcludente senso, perché fa sempre le stesse cose. anche super prevedibile, ma lui recupera dei palloni veramente clamorosi. Ma è possibile che 9 volte su 10 sto pallone lo sparacchia nel vuoto, prova cose completamente sbagliate? Secondo me dovrebbe anche lui semplificare le giocate e essere un po' lucido. Cioè tu recuperi il pallone e poi lo butti a destra, lo perdi di continuo. Allora scusa, allora stai lì tranquillo, non ti stanchi, se lo recuperi bene, se non lo recuperi male, tanto poi voglio dire, tanto glielo ridai 10 secondi dopo. Quello sì, infatti è un difetto che dovrebbe limare, perché comunque se a livello di caratteristiche potrebbe essere uno giocatore spacca partita anche in Serie A, ancora, Sì, e ancora sì, di più sì. in Serie B. Il problema è che secondo me lui è, come si dice a Roma, è troppo piacione, si piace troppo, fa sempre quella Mm, cazzo di finta minchia. all'allargarsi, che è una cosa fastidiosissima. Si specchia troppo, un po' come Macumbu. Sì, e poi ripeto, gli vengono fatti sti post, bah, nessuno come lui. Cioè, io valuterei un attimo prima di creare sti mostri mediatici, cioè, Vabbè, ma onestamente. se stiamo a dare retta ai post che fa il Cagliari, lasciamo proprio perdere, eh. Vogliamo aprire questo capitolo? Miro, come commenti? Apriamolo, apriamolo. Perché secondo me è importante, perché io sto vedendo delle cose tipo il Genoa ha fatto un passo avanti a livello social, fanno dei video bellissimi, ho visto è arrivato lì Dragus, hanno fatto tutto un video particolare sui draghi, su Dragusin, le cose, hanno gasato. Tra l'altro pure ex Samp, quindi fa strano che Eh l'abbiano sì, fatto. No, no, ma perché è arrivato un altro che si chiama Dragus, e Ah, quindi c'era ok. anche Dragusin, hanno fatto un video, c'è tutto particolare. Cioè noi ste cose, signori, adesso abbiamo iniziato a fare i film delle partite quando si vince e quando va bene. Però Certo. voglio dire, ma siamo arrivati ragazzi ad avere gli highlights su YouTube 2 o 3 settimane dopo la partita, non so se ve ne siete accorti. Sì. C'è una gestione a sì. 360 gradi dei social ridicola. Vabbè, ma conta che il social manager è stato cambiato tipo 2 giornate prima dell'esonero di Liverani, eh. E da lì hanno iniziato a postare. No, no, ma perché si nota dalla differenza di... Come... No, no, cazzate, è Prima stato era peggio cambiato. ancora, eh? È stato Sì. cambiato dopo l'esonero, perché prima era veramente di una pochezza assurda. Adesso, cioè, io l'ho notato dalle didascalie dei post, perché questo social manager è un po' più sentimentale, no? Fa le descrizioni tutti Sì, ci insieme, prova. bisogna... Sì, sì. Ma tra l'altro io penso anche di averlo conosciuto quando sono andato a vedere l'arrivo di Ranieri, perché se l'avete visto nel video dell'arrivo di Ranieri sulla pagina del Cagliari
ci sono anche io con Cubi, e lì penso che quello che ci ha fatto la foto fosse il social manager. E posso dire che a livello estetico abbiamo il miglior social manager della Serie B. Mi sbilancio. Addirittura. Sì, è un grande, cioè sembra, non lo so, uno di quei chitarristi virtuosi delle band punk. A proposito dei chitarristi virtuosi, intanto saluto tutti. Io vi vorrei far vedere in che cazzo di condizioni è entrato questo disagiato sociale. Vai. Cioè, Tommaso Locci. guarda come si è presentato. Buonasera. Con la Buonasera. berrita, Ciao Tommy. con la berrita, ma Buonasera, grandissimo. buonasera a tutti. Dove l'hai È arrivato un parcheggiato il po' lo pandino? youtuber migliore del Cagliari per dare un po' più di qualità a questa live, che vedevo un po' le cazzate che sparavate. Perfetto, Ma grazie sì. Tommy per aver Grande partecipato. Tommy. A me hai casato. Ciao Allora, ragazzi, ciao a tutti. allora, visto che sei entrato, ti faccio subito una domanda. Secondo te è stata una cazzata aver mandato via Carboni? Secondo me è stata una cazzata. Perfetto, grazie Tommy. Continuiamo con i commenti. Dai, su, Oh, ma non ho ma capito che perché cazzo vi cazzata. sento così basso. Provo a uscire e rientrare, secondo me mi avete sabotato. Provo a No, uscire esci e rientrare. basta. Prova ad uscire e Quindi non a te non rientrare. piaceva? Quindi a te non piaceva? Carboni? Vergogna. Carboni ha Vergogna. azzeccato solo quella partita con l'Ascoli, ha fatto 3 Ma dai, interventi ma non è belli. vero. Ma non è vero, Ma non è ma non è vero. vero. Ma non è vero, ma ogni volta che entrava sgasava, tirava delle botte, boom, bam. Mamma mia. Roberto Carlos c'avevamo. Stronzo io che non l'ho notato, porca troia. Sì. Roberto Carboni. Esatto, Roberto Rispetto. Carboni. Però Ma mica ora Sava. veniamo... No, a me no. No. Ma meglio di Nico Gianni. Grazie. Ragazzi, ci daranno la 104, ma io questo già lo sapevo. Specialmente a Tommy addirittura si vocifera daranno la 208. Quindi... Ma scusate, Oh, vi ma sento questo bassi, è Cesco chi è? inutile. Non ce la... Che cazzo vi sento bassi? Tommy, hai mangiato troppi panini da quello che sponsorizzi, che ormai fai le marchettate No, allora bisogna parlare anche di quello. Vergogna. Bisogna parlare anche di quello. Miro, ma questo Però... cazzo di Cesco chi è? Ma che cazzo ne so io? Allora, Ah, ma era serio? Sì, io sì. questo... Oh, una mammarua, mancai di strucchiata Calibu. Coglione. Che No, ma finezza. ve l'ho detto che è un disturbato, Cesco, mi dispiace per lui. Allora, stavamo dicendo, vai Tommy, di Carboni, è una cazzata perché? Bravo Semplicemente Tommy. è una cazzata perché dovevano dargli maggior continuità e poi col cambio di allenatore magari Ranieri poteva prenderlo maggiormente in considerazione. E secondo me andava trattenuto proprio per questo, perché se con Livrani non ha reso, magari poteva rendere con Ranieri. Secondo me è stato un grandissimo peccato, anche perché, soprattutto perché abbiamo visto i limiti difensivi di Azzi. E sulla sinistra Barrecca non è a livello, non è proprio a livello di giocare al Cagliari, secondo me. Sulla sinistra si è costretto a mettere Obert. Si è costretto a mettere Obert quando Obert puoi utilizzarlo come terzo centrale di difesa al posto di Capradossi, che a me fa cagare. A me fa cagare Capradossi. Se c'è qualche fan sfegatato di Capradossi, me lo dica in questo momento. Ecco, vaffanculo, lo sapevo che... C'era uno, no, a me fa cagare. Mattia, abbassate il braccio, vergognati. No, io non sono un fan, però il 2-1 per la Spal è anche merito suo. Se lui non faceva quella parata al 93esimo era 2-2. Vero. Poi l'ha fatta assolutamente a cazzo. Tutti i 90 minuti di Capradossi. Tutti i 90 minuti di Capradossi, li hai visti? Sì, a me non è sembrato così terribile. Vabbè, ma eri lo stesso che lo chiamava Capracesso, ma vergognati. No, ma infatti l'ho sempre chiamato Capradossi, ma da domani adesso, potrei chiamarlo Capracesso. In una difesa 4 è terribile. Scusate, ho sabotato Pietro, non l'ho più fatto parlare perché se stava dicendo cazzate anche lui. Tra l'altro guardate in che bella posizione si è bloccato.
Sì, non è possibile, ok. Oh, vai. Oh, ci sei. Ho detto qualcosa di sbagliato nel mentre, non lo so. No. No, ok, perché ho tirato un'imprecazione un po' importante e magari ti No. demonetizzavano la live. Ok, Speriamo. No, peccato. tranquillo. Comunque, io avrei una questione molto importante, ovviamente riguardante l'ambiente Cagliari, da cui però voglio estromettere me e Mattia, perché siamo continentali, siamo bastardi, noi in realtà non tifiamo Cagliari, Ok. quindi non ce ne può fregare un cazzo. Quindi Lo risponderanno... so, non ti fate Cagliari, ma fate, come cazzo si dice, producete incompetenza fatta a video. Vabbè, mi fermo qua. Assolutamente sì, ma noi siamo orgogliosi di questo e quindi chiediamo a voi sardi cosa ne pensate Ok. dell'acquisto secondo me più importante di questa stagione, che secondo me darà anche una svolta, e non sto scherzando, a quello che sarà il Cagliari da ora in avanti. Sto ovviamente parlando di Pulli. Vabbè. Diteci di più. Allora, cioè, già che beh, inizio io, che ero allo stadio, già che la mascotte si chiama Pulli, ragazzi, te la sei proprio cercata. Perché non Perché so poi se... basta un ga per rovinare tutto. Esatto, ma Esattamente. infatti pure io mi sono unito a questo appello che i tifosi hanno voluto lanciare a questa mascotte. Io mi immagino questo poveretto che viene pagato dalla società per farsi insultare allo stadio. Cioè, fa una ventina di minuti di perlustrazione della zona dove viene insultato, però lui comunque viene pagato, quindi se è contento lui fino a prova contraria, a noi va bene. Oh, però comunque sta portando fortuna, eh. 2 presenze di Pulli, 2 vittorie. Ridete Non è mica scherzate. Ranieri, no, è la mascotte. E Ma mica è anche... una pullica lui, eh? No, è il Eh. 12° uomo in campo, al numero 12 lui, quindi proprio decisivo. Ma poi ha anche questo legame particolare con Altari, quindi a maggior ragione. Finché porta Sì. fortuna va bene. Pietro, dici la tua idea su Pulli. Io vi dico che secondo me Pulli può essere guidato solo da 2 persone, cioè la persona che sta sotto il costume di Pulli, secondo me possono essere 2. La prima è Eusebio Di Francesco, che è talmente disperato che gli serviva un cazzo di stipendio e ha detto vabbè, tanto ad allenare non mi vuole nessuno perché c'ho la sindrome post Cagliari, perché tutti gli allenatori che allenano a Cagliari vengono esonerati e scompaiono. Oppure può essere Liverani, ancora stipendiato Liverani, e il suo nuovo ruolo è quello di fare la mascotte. Può anche essere. Certo. Può essere, ma Liverani secondo me con tutto quello che gli è successo vuole essere lasciato in pace. Quindi per me, secondo me, la seconda persona farebbe un po' ridere, però cioè, sarebbe anche un modo per riportarlo vicino alla curva, è Andrea Cossu. Perché ha ricevuto il Daspo, perché è un grandissimo che ha tirato un cazzotto allo steward. Ha ricevuto il Daspo, quindi che fa? Si va a vedere le partite in Colombia per fare scouting e poi a Cagliari per stare vicino alla Nord si veste da Pulli. Tanto che alla prima presenza di Pulli alla Sardegna Arena, quando la curva ha cantato Giulini e una carogna, Pulli si è messo a ballare. Quindi non c'è altra strada, solo o Di Francesco, che sarebbe l'opzione più nostra, oppure Andrea Corsu, quella più probabile. Esatto. Tra l'altro La Cossu mirata! giustamente condannato, bellissimo, raga, cioè. Ma sì, ma a Tra... Corsu non gli puoi dire un cazzo, cioè come fai a dare un daspo a uno che è nato sconvolto? Cioè, Miro, ti piace ma la mirata come live? La mirata? Assolutamente sì, ma specialmente hai anche quando un po' sei rotto tu il a cazzo, organizzare le Matteo. cose per me. Guarda, la prossima volta ti do email e password, fai tutto tu. Esatto. Hashtag mirata! Fantastico. Anche perché poi erano 2 partite che non facevo video. Quindi mi hai dato proprio lo spunto giusto. Che poi la volevo fare già la live, solo che tu hai fatto dei cazzi tuoi proprio. Tranquillo. Ho detto, al buon Miro non sono ancora andato, che ero sempre impegnato, ho detto, vabbè dai, il buon Miro organizziamo questa mirata. Che poi era da un po' che non facevamo una live insieme, quindi... Sì. Comunque... Lasciate mi piace.
Assolutamente, anche non mi piace. Certo. Se volete potete anche donare, la butto lì giusto per fare un po' il money grabber. Attenzione. Beh, Se condividi però i soldi delle donazioni. certo. Guarda, li do solo a te perché questi due qua sotto non... Cioè, io posso dare i soldi a uno che mi si presenta in live così. Ma allora, è una berrita. fino a prova È una contraria, berrita. siamo in una live sul Cagliari. Fino a prova contraria, siamo in una live di una squadra che rappresenta la Sardegna. Quindi a maggior ragione dovevo mettere questo cappello. Ci Quindi sta. sarai l'unico. Sarai Non posso l'unico. controbattere. Quindi questa cosa va risicata sì, 10 anni su provei. Guardami, sono un trentenne acquisito. Qualche problema, ormai vado allo stadio, bevo birra, sono un trentenne fallito, che però comunque va bene. Fai dai. le marchette ai paninari. Faccio le marchette. No, adesso giustificati. Quanto ti hanno dato? Non ti interessa. Non ti interessa. Vuol dire che sei stato pagato. Merda. Sono stato pagato e quello sponsor che ho fatto, quello spot, è stato il migliore a mani basse di tutto il 2023. Tu vedrai, tutte le varie pubblicità non saranno meglio di quello che ho fatto io. Ma secondo me ti hanno pagato i panini, non te ne hanno dati i soldi. Però è stata una delle cringiate più belle della storia. È quel cringe bello. A me è piaciuto. Sì, eri tu il cringe, cioè. Esatto. No, Tra l'altro mi stai anche sul cazzo perché tu sei andato in centro a Roma a fare i cori del Cagliari e io non c'ero. No, sì, guarda, quello sei tu coglione, che io sono andato apposta per te a Roma, che sono andato apposta, ho detto dai che becco Miro, invece non ti ho neanche beccato. Ma gli dovevi scrivere, testa di cazzo. No, gli ho scritto no. e lui non c'era, Perché il coglione viene nei weekend quando io non ci sto. Vado a Capodanno, vado a Capodanno a Roma. Ma chi non lo sa che Miro nel weekend non c'è? C'era pure Sfera e Basta e non c'eri tu. Ma picchi casa cagare, ma ti inizi a ascoltare musica? Per favore. Allora, qua stiamo facendo divagazioni molto importanti. Ma divagazioni di cosa? Ma vabbè, no, non mi dilungo. Sei un caso discreto. Vuoi contestare? Io non è che voglio contestare, io voglio mettere in luce un quoziente intellettivo che è più alto rispetto al tuo, perché i sintomi di un QI basso sono palesi. Questa è brutta, questa è brutta. Questo è veramente cattivo. Mi rifarò in questioni calcistiche, visto che il sottoscritto si rifà in questioni extra calcistiche. Va bene, sì, lo accetto. Tra l'altro io condivido intanto il commento di Giorgio che ci sta sempre bene. Sequestrate Giulia nel dubbio. Nel dubbio. Ovviamente ci dissociamo. Sì. Cioè, io mi associo silenziosamente, sinceramente. Ciao Fabio! Eccolo, viva il ninja! Grandissimo. Ma raga, ma l'avete visto quanto è sovrappeso? Hashtag che avevo ragione. È vero, non l'ho notato solo io. Dai, ma se alla presentazione lo fanno vedere così in sovrappeso, cioè figurati quanti chili ha nascosto oppure tenendo lì dentro la panza. Ma peggio di Higuain. Peggio di Higuain con la Juve. È proprio una cosa esagerata. E c'era qualcuno che lo voleva Nainggolan, ricordo. Qualcuno, tutti lo volevano. Tutti, perché la gente preferisce far giocare un 34enne e non far giocare un 19enne che è stato anche elogiato da Ranieri. Punto. Però se, caro Tommy, come è stato insegnato anche a Mattia in una grandissima lezione di vita esposta in dei commenti in un linguaggio molto aulico, se tu provi a fare un'analisi che va oltre quello che è il classico ambiente del cagliaritano medio che vive di ricordi, sei un incompetente e ti devi vergognare. Resterai su YouTube a marcire per tutta la tua vita.
funziona così. No, però è vero, allora devo Esatto. ammettere che il pubblico del Cagliari è un pubblico sessantenne, di sessantenni. Cioè, è vero, O di non ragazzi c'è... che non capiscono un cazzo di questo Sì, ma sport, vabbè. c'è proprio una piccola fetta di ragazzi adolescenti e poi trovi questi sessantenni indignati che rivogliono Nainggolan, vogliono Conti a 45 anni che gioca ancora. Mamma mia, raga, evolvete un po', che cazzo. Sono rimasti ancora i tempi. Siamo Bravo, la Simone. Roma, siamo la Roma isolana. I romanisti Esatto. isolani siamo. Esatto. Sì, Ma comunque, secondo me siamo più grande simili al signore. Napoli. Dici? No. No, No, perché no, Napoli? Sì. No. Ah, dici a livello di gioco, il nostro grande gioco come quello del Napoli. Certo. Ah, beh, certo. Alla fine Ranieri cos'è se non un Spalletti più vecchio e più toscano e più romano? Sì, Cioè, sì. Eh, Ma si vede siamo comunque, lì. dai. certo, Siamo lì. certo. Comunque Ranieri in questo è tutto. bello. Raj è come Hazard alla presentazione con il Real. Vabbè, lì Hazard Ma era una cosa io allucinante. più che Hazard, Mamma mia. lo paragonerei a Cassano nella presentazione con Real. Ah, ma Cassano aveva il suo stile, il suo outfit proprio uno dei peggiori outfit della storia. Ha gasato. Ma Però. Cassano Ah, deve però ha ringraziare gasato. che Sì. ancora Però ha può giocare a gasato. qualcuno. Ciao Pier! Anche lui è Questo venuto per la prende. mirata. Questo Oggi saluta così, abbiamo fa come chiamato cazzo tutti. gli pare. Esattamente, Sì, Fabio, sì, Fabio. esattamente. Sì, Fabio, proprio quello. È incredibile Tra come l'altro, ci prendiamo per il Emanuele, culo da tu mi soli. dici svincolami Vlahovic. Sia tu che Pietro mi dovete mandare la lista degli svincoli, quindi sbrigatevi. E vabbè, te la mando domani mattina. Vabbè, prima di domani, visto che c'è l'asta, sai com'è. E All'ultimo, come allora il dopo la calciomercato, live lo faccio. nel calciomercato del Cagliari, Attenzione. all'ultimo. Incazzato è Miro. Sì, assolutamente. Sempre incazzato. Miro è comunista fin quando non detta legge. Esatto, Ah, parole anche pesanti. assolutamente. Ragazzi, ma adesso vi pongo una domanda, ma voi come l'avete vista la Sì. partita con la SPAL? Perché, Con ad Sul DAZN. esempio, telefono. ma, allora, ma fin qua ci siamo, fin qua non ci piove, a meno che non ti ho visto allo stadio, ma magari eri in curva sud, indistinti, come quelle merdacce che vanno in curva sud. Ma potete andare Cosa cazzo vuoi? obbligarmi ad andare in curva sud. Allora, A Cagliari Bari. Tommaso, Mamma mia. allora, Era un mortorio, io te lo ridico dai. qua, io te lo ridico qua così chiudo la questione. Io per gli Sconforts, come Alla movimento in sé, c'ho una stima che va da qui fino al capo del mondo. Io li amo gli Sconforts per quello che sono stati e per quello che stanno di nuovo facendo quest'anno, che stanno facendo tutte le trasferte, sono dei grandi. Però mica col Bari ci è presa così e scialla, siamo voluti andare in sud per non so, una serie di questioni così, ma cioè anche a me piace andare in curva. Non te lo perdono comunque, non te lo perdono comunque. Ma io infatti non ti ho chiesto scusa. Io mi sto giustificando, ma mica ti ho Non mi chiesto chiedi scusa. Non mi chiedi scusa per questa pagliacciata di Cagliari Bari. No, perché non mi pare che tu sia un capoltrà. Tu sei uno che va lì a vedersi le partite. Abbiamo perso perché siamo andati in curva sud, che in curva nord, come hai visto, abbiamo vinto 2-1 contro la Ma SPAL. che cazzo dici? E allora perché c'eri tu? Non c'è altra spiegazione, perché c'eri tu. Ma a me pare che invece quando mi hai visto mi hai detto che eri contento di conoscermi. Quindi... Beh, ma ci fermiamo lì, sono contento di conoscerti, ma basta. Ma, poi non... ma Mattia? Se n'è andato. Fa come gli... È tanto il canale è il suo. Fa Giusto. come cazzo gli pare. Giusto. Non dimentichiamoci di questo aspetto. Comunque la prossima partita, mo che è arrivato pure il signore, eccolo qua. signore bellissimo, Ole. che mi ricorda un po' uno Ionita dei primi tempi. Ciao Ciccio, vi propongo di andarci a vedere tutti una qualsivoglia partita del Cagliari, magari la più ignorante possibile, tipo Cagliari Südtirol, e andiamo tutti e 4, facciamo pure 5, 6, 7 con Nico, Andrea e Samu,
a bestemmiare nel settore riservato a tifo bambino, come si chiama? È in curva sud, tra l'altro, quindi ma tu lo sai com'è lì, che c'è sta curvetta, sto spezzone quello con tutti i spicchietto. bimbi. Sì. Ci voglio andare. Tipo, bimbi, seguitemi nel coro. Sì. Ok, in questo caso la curva sud è accettabile. Per questa campagna, per questa iniziativa va bene. Insegniamo ai bambini come si tifa effettivamente allo stadio. Esatto. A gasate. Esatto. A gasate. Questa a Cioè, mi immagino sì, i bambini fare cori del tipo: se PD vuol dire, vabbè, qua lo sapete, la tessera al partito la voglio pure io. Questo è un coro meraviglioso che facevamo a scuola durante le occupazioni. Certo. Anche il coro di Cellino, volendo, che è un coro da insegnare. Ma sì. ce ne sarebbero di cori da fare. Quelli, Bisogna portare i bambini sulla retta via. Rivorrei Cellino solo per il coro di Cellino in sé e basta, per il resto vaffanculo a Cellino. Poi no, ma gli apriremo un mondo di cultura. No. Ci ringrazieranno. Comunque ragazzi, adesso andare allo stadio è tutta un'altra cosa, perché Cagliari-Bari era un mortorio. Adesso scherzi a parte, ho detto che la curva sud è un mortorio, immagino tutto lo stadio è stato un mortorio. Per Cagliari-Spal è tutta un'altra cosa. Cantavano curva nord, curva sud, ovunque. Quindi è stato molto finalmente. bello. Esatto. Ma sì, ma qua è lo specifico perché magari fraintende. Qua noi diciamo la maggior parte delle cose con molta goliardia. Sì, ma è ovvio che certo. se poi dobbiamo essere oggettivi, ragazzi. È vero che lo stadio con Ranieri si è trasformato e io questo figlio di Troia che mi viene a suonare il citofono, porca Troia, giuro, io il giorno che ti trovo ti riempio di colpi che mi mandano in carcere, mi mandano. Tu e quella bagassa di tua madre. Vabbè, niente. No, perché così? Dovevo fare un aggiornamento, Pietro. Sì. E purtroppo a Brescia non ci sono perché io ci sarei stato, ma purtroppo la partita è la domenica. Cioè, l'unica programmata alla domenica era quella di Brescia che dovevo andare a vedere, c'ho la partita. Purtroppo non riesco a venire. Ma infortunati. A questo punto estendiamo l'invito a Matteo Sabba, prima che diventi un pregiudicato a quanto pare. Estendiamo l'invito, se vuole, noi ci siamo. Quando vuole. Ci ospita nello Skybox. Assolutamente. Ma no, a parte gli scherzi, senza entrare nel merito, voglio dire, perché poi... Ma, cioè, l'avete seguita la vicenda del soggetto? No? No? Io no. Vai, racconta. No, non... Cioè, non è che ci sia molta da dire. Questo è uno sponsor del Cagliari dove sono emersi sono emerse da diverse live delle evidenze, insomma, che io adesso non voglio, perché poi il signor Matteo, diciamo, un tipo un po' vendicativo sulle parole dette. Però voglio dire, insomma, un po' particolare. Ecco, diciamo così. Con delle tendenze un po' particolari. E la cosa che mi fa scassare è che prima che fossero emersi in live, a me già l'aveva detto una persona. Prima che questi, insomma, non so se conoscete il Cerbero Podcast e compagnia cantante, il giornalista che lavora per le Iene, hanno fatto un'inchiesta dove sono emersi una serie di cose su questo sponsor del Cagliari, e il fatto è che la mattina prima di quella live mi ha scritto un soggetto che è venuto anche sul mio canale dicendomi: uè, ma tu lo conosci questo? Perché mi è arrivata voce da un collega di mio padre che questo qua, insomma, è un tipo un po' particolare. Diciamo che anche da quel punto di vista non è che siamo messi... No, non è omertoso al massimo, però voglio dire... Comunque, Matti, io vado a prendere l'acqua, conduci tu, visto che il canale è il tuo, vai. Mirata! Adesso voglio mettere... Allora controllo anche... Commentate, ragazzi, e io metto hashtag Mirata nei commenti. Allora, quindi l'avete vista sta cazzo di partita? Perché, allora... Sì. Ecco, perché... Ecco, perché per Nandez
allo stadio, e da quello che ho percepito anche io, Nandez ha una colpa incredibile, gigantesca, enorme sul primo gol, e penso proprio che da esterno non riesca a rendere, perché Nandez non è un esterno. Ci siamo imposti questa cosa sia per il calciomercato, perché l'Inter lo voleva prendere esterno, e quindi da lì, da quello storytelling, ci siamo messi a metterlo esterno, a considerarlo esterno, perché non è mai stato esterno. Nandez, Io ho sempre pensato fosse una mezzala. Bravo, e infatti nel secondo tempo, quando poi è subentrato Zappa, Nandez non mi è dispiaciuto. Per me ha giocato bene. Penso sia stato tra i migliori in campo nel secondo tempo, da mezzala. Nel primo tempo non mi è piaciuto da esterno. Sì, anche a me è piaciuto più nel secondo che nel primo, sì. Però ditemi la vostra, perché ho visto il tuo parere e hai detto che Nandez, cioè hai aperto una crociata contro Nandez. Io sono... No, ma poi mi dispiace tra quelli... perché voglio dire... No, a me danno fastidio in generale gli storytelling. Cioè, più che altro li trovo pericolosi. Li trovo pericolosi quando vengono costruiti a caso. Cioè, ben vengano gli storytelling se sono fatti per valorizzare il giocatore. Cioè, se adesso sentissi il social media manager e mi dicesse: guarda, me l'ha detto Giulini di fare sul storytelling perché lo dobbiamo vendere quest'estate. Dico, ok, va benissimo. Ma secondo me è pericolosissimo fare dei post del genere quando vinci una partita per 2-1 con un gol di culo al 75esimo. Per carità, meritate quello che vi pare, ma l'errore di Nandez ti poteva costare 2 punti. Nandez ha fatto una partita che non ha comunque contribuito ad annullare completamente quell'erroraccio fatto, perché ha fatto una partita dove ha sbagliato una marea di passaggi. Poi ha recuperato anche quei palloni lui, che poi ha sbagliato, quindi non è che diciamo ha sprecato il lavoro di azioni corali di squadra, no, assolutamente, si è fatto un gran culo per recuperare il pallone e poi l'ha sprecato malamente. Però, ripeto, dei post del genere, come scrivere quelle cose lì, nessuno come lui, e sotto la gente che gli dice nel 2007 sei tu che hai messo incinta mia madre, cioè delle cose del genere veramente ci sono stati dei commenti del genere, oppure sotto il suo post non servono parole, ma cos'è la fidanzata di 14 anni Nandez adesso? E poi ripeto, a me è sempre stato antipatico. Poi ditemi quel che vi pare, ma... No, ma guarda, io sono stato uno dei primi ad aver aperto la crociata contro Nandez, però devo dire che rispetto alle precedenti partite, Nandez mi è anche piaciuto contro la SPAL. A livello di atteggiamento è tornato al solito Nandez. Esatto, io sono uno dei primi detrattori di Nandez, per un discorso sul campo, ma soprattutto per un discorso extracampo col suo procuratore, col fatto che ogni volta, ogni sessione di mercato ci va la notizia Nandez vuole andare via, e questo destabilizza lo spogliatoio, quindi soprattutto per discorsi extracampo che non agevolano sicuramente il Cagliari. E infatti sono stato uno dei primi che voleva mandar via Nandez. Ormai Nandez è rimasto, sicuramente non per amore per il Cagliari, benevolenza per il Cagliari, è rimasto perché non gli sono arrivate offerte importanti. E perché ha trovato ed è rimasto per la patata, giusto? Per la patata, perché ha trovato la ragazza sarda, perché la nuova ragazza è sarda. È bella almeno, io ancora non l'ho vista. Ma vai a vedertela, che cazzo ne so. Ma sì. Al profilo di Instagram privato, però, però vedi, Pietro! Tu sei esaurito mentalmente, cioè... ha un cognome la ragazza che in sardo è fantastico. Vabbè, e torniamo al discorso di Pullis, comunque alla fine siamo lì, siamo sempre lì. Però vabbè, Nandez non mi è dispiaciuto contro la SPAL. Io sono oggettivo, anche se mi sta sul cazzo Nandez, devo dire che ha giocato bene contro la SPAL. A parte la cazzata che ha fatto. Lo so, infatti, il fatto, ragazzi, che dà fastidio è che quella cazzata l'avesse fatta Zappa, staremmo parlando di un giocatore distrutto ad oggi. Zappa le ha fatte quelle cazzate. Tormentato. Però il fuori ruolo non c'entra un cazzo, perché Zappa non è un terzino. Zappa è un esterno. È un esterno, quindi anche lui ha il deficit di queste diagonali
come Nandez, quindi il dire ma vabbè, ma Nandez poveretto era fuori ruolo. No, cioè allora quando si dice che Mezzale fa magari una brutta partita da mezzale, no, ma lui deve giocare esterno, sfruttare la sua rapidità, che per me non è vero, deve giocare mezzala, ma punti di vista. Però se fa l'esterno e fa l'errore d'esterno non è che vale la cosa, lui è una mezzala. Cioè quell'errore è stato grave, perché per quell'errore abbiamo rischiato di perdere 2 punti contro la SPAL, che è una squadraccia terribile, tignosissima, ma onestamente fare un pareggio in casa con lo SPAL vuol dire che più dei playoff non puoi fare. Ma infatti Zappa non doveva giocare prima, quando Liverani si ostinava con la difesa a 4, e in quel caso era meglio secondo me Di Pardo rispetto a Zappa. Deve giocare adesso col 3-5-2, è il modulo adatto per Zappa, per le caratteristiche di Zappa secondo me, perché soprattutto spinge, e l'esterno, il 3-5-2 deve spingere. Adesso vi faccio un esempio così, un Lichtsteiner. Zappa potrebbe diventare un Lichtsteiner, va bene? Adesso vi ho fatto questa gasata che a me piaceva tantissimo, Lichtsteiner. Tantissimo. Bel terzino. E Zappa deve giocare adesso con questo modulo. No, non è che ti ostini a mettere Nandez dove non deve essere messo. Preferisco che giochi in mezzala, perché Nandez non è un esterno, punto. C'è questa cosa che da quando l'Inter lo voleva per sostituire Hakimi e voleva Nandez da esterno, adesso ci stiamo impuntando tutti a considerare Nandez come un esterno, ma Nandez non è mai stato un esterno e non lo sarà, perché non riesce a fare la fase difensiva da esterno. Nandez è una mezzala, deve stare in mezzo al campo. È una mezzala, appunto. È diventato anche palese il fatto che sia una mezzala, certo. Dopo la partita contro la SPAL direi che è anche doveroso. Ma non che prima fosse il segreto di Pulcinella, cioè si sapeva. Esatto. Molti dicono ma in nazionale lui comunque gioca terzino destro. Ho capito, se mio nonno c'aveva 3 palle era un flipper, ma non vuol dire niente. Semplicemente perché i terzini dell'Uruguay sono pressoché inesistenti, cioè, potrei giocare io terzino destro nella nazionale dell'Uruguay, grazie al cazzo. Semplicemente il centrocampo dell'Uruguay è un buon centrocampo di gente con esperienza, strutturata bene, e per mettere Nandez da qualche parte l'hanno messo lì terzino destro, ma non è un terzino, non è neanche un esterno. Vero. Io avrei una domanda per Miro, però, perché a me Miro sembra una persona che anche a livello calcistico può potenzialmente essere il condottiero dell'estetica, no? E quindi io ti chiedo, caro Miro, ma un Gabriele Zappa al Besiktas, come ce lo vedresti? A livello estetico, questa pontatina estetica quasi esotica. Zappa al Besiktas, non lo senti che pian piano sale? È retale. È vero. È retale. Sì. Allora, vedere Zappa con una maglia non del Cagliari, effettivamente qualcosa sale, non specifico cosa, ma qualcosa sale, in effetti. Okay. Poi immaginarmi il suo profilo Instagram di gente che gli scrive "Come to Besiktas" sarebbe un qualcosa di fantastico. Ce lo porto io, non me ne frega un cazzo dell'estetica, può anche rimanere lì a fare il portaborracce, ma ce lo porto io. Senti, Miro, come sta facendo João Pedro al Fenerbahce, comunque il portaborracce. Cioè, João Pedro è riuscito a farsi odiare anche dai tifosi del Fenerbahce. Esatto, è bellissimo questo. Fa il raccattapalle, portaborracce. Senti, alterna Miro, un po' a volte. Se Gabriele Zappa ci fa, sarà lui l'artefice principale, dovesse essere lui l'artefice principale della nostra promozione in Serie A, cosa mi offri? Il cinema non te lo posso offrire perché evidentemente Spielberg avrebbe già fatto un ottimo lavoro, quindi non saprei. Ti offro, guarda, il ruolo di copresidente. È importante. È importante, assolutamente. Poi magari Mo Zappa da qui in avanti farà 4 gol e 15 assist, sicuro. E andrà al Besiktas. A me sta molto piacendo.
A me è piaciuto di più col Como che con la SPAL e il Cittadella. Ma no, con la Quando SPAL sono d'accordo. secondo me veramente l'ha spaccata lui la partita. Io ho avuto questa sensazione qua. A me è piaciuto veramente un sacco. Da quando è Poi è entrato. vero, il tiro al 90°, se avesse segnato così, Ah, non sei ce n'è messo a neanche tanto piangere da allo piangere. stadio. Era defilato. Sì, sì, sì. Poi Appunto, dopo quella se l'avesse messo sgroppata. da lì. Però ha Sì. giocato, a me è piaciuto molto, ma anche bravo col Como. Secondo me lui è una questione veramente di testa, quel ragazzo. Purtroppo non ho ancora mai capito quale sia stato il processo che ha portato nell'anno di Di Francesco alla sua distruzione. Cioè, voglio dire, tutta la squadra faceva schifo, ma se la si è presa con lui. Poi è andato lì un decrescendo continuo, quest'anno anche terribile. Secondo me adesso con Altare dietro lo vedo tranquillo con questo modulo, più sereno. Sì, probabilmente sì, ma perché gioca nel suo ruolo naturale alla fine. Sì. A me dispiace un po' però per Di Pardo, devo essere sincero, perché si era ritrovato finalmente. Sì. Vero. Ma cosa è ancora infortunato? Sì. Pare di sì. Ma secondo me quando si riprende faranno una bella staffetta lui e Zappa, che è una cosa ottima in una squadra di calcio professionistico. Cioè, secondo me ci potrà stare una staffetta, a meno che addirittura in certe partite Ranieri non lanci il 4-4-2 con Di Pardo terzino, Zappa esterno, magari in una partita che devi assolutamente vincere, fai spinta totale. Ma secondo me Per sai cos'è? 90 minuti. Secondo me, guarda, lui l'ha provato anche per vedere un attimo in una situazione un po' più di tranquillità nel primo tempo, per capire se può fare conto su quel modulo. E lui secondo me ha capito clamorosamente di no. Cioè lì se Moncini avesse stoppato bene la palla in quelle due occasioni dove era clamorosamente non marcato, perché Altare e Dossena sono difensori da centrale, cioè da 3 proprio. A 4, cioè, lì erano 2 gol, erano. Tanto volevo fare una domanda principalmente a Matti e poi a tutti voi e sono curioso di sentire la risposta di Mattia perché non so come potrebbe rispondere. Però te ne faccio due. La domanda è una, ma te ne faccio due. La domanda la fa il grande Edoardo che ci chiede: secondo voi torna Bellanova? Io ti faccio questa domanda: se torna e se soprattutto tu lo rivorresti Bellanova? Allora, secondo me si torna, nel senso che all'Inter sta facendo altamente cagare. Nelle partite in cui è stato messo ha fatto cagare, perché comunque è chiaro, è un terzino con un fisico importante che quindi ha bisogno di tempo per entrare in condizione, se non gioca in condizione non ci entra. Molto semplice, stesso discorso che avevo fatto a inizio anno per Carboni, infatti poi dopo prestazioni all'inizio orribili ha iniziato a giocare bene, quello che tanto odia Miro. Lo rivorrei o non lo rivorrei? Allora, io devo dire che l'ho detestato parecchio, perché liberissimo di andarsene, per carità di Dio, io probabilmente sarei stato il primo ad andarmene, però ci sono modi e modi. Come la stessa cosa che dicevo a Carboni l'altro, il verme che è andato al Venezia adesso. Cioè, il fatto non è il problema di andarsene, il problema è il fatto che tu rinnovi 2 giorni prima e poi, cioè, te ne vai senza mettere nessun messaggio né niente, soprattutto scrivi ora rialziamoci assieme, facciamolo tutti assieme. Cioè, quello era un messaggio di uno che diceva: signori, qua rimango sin quando non torniamo su. C'era una dichiarazione d'amore scritta dal giocatore che poi ha deciso di andarsene. Beranova ha fatto una porcata simile, nel senso che nel senso che appunto Il dopo giorno 12 dopo la retrocessione ha scritto. mette un post dove scrive, non so se ve lo ricordate, comunque dice cos'è che aveva già scritto? Il mio futuro non so se sarà qui, cioè tu non puoi scriverlo, tu lo puoi pensare, tu finita la partita puoi dire: signori, sentite, mi dispiace, il prossimo anno me ne vado a fanculo da qualche parte, benissimo, ma tu dillo, scrivi un messaggio nel giorno in cui sai che ti trasferisci, o se vuoi scrivere un messaggio sulla retrocessione, scrivi un messaggio senza parlare del tuo futuro. Ma che cazzo parli del tuo futuro? L'ho trovato veramente insensibile. Poi lui l'anno scorso per metà stagione, perché poi attenzione anche qua, alla fine ha fatto cagare anche lui. A me era piaciuto veramente tanto.
Lui mi piaceva tanto e mi stava anche simpatico come ragazzo, il tamarrazzo, lo vedevo sempre così. Poi quella volta che gli avevo detto hai difeso bene su Teo, lui mi ha detto ma in realtà non ho fatto un cazzo. Cioè, mi aveva gasato. E mi dispiace, no, non lo rivorrei comunque, perché Zapp è il nostro miglior terzino. Te Pietro? Allora, sul fatto cioè sulla probabilità di ritornare o meno, secondo me torna ma verrà ceduto, perché il rapporto che c'era con la piazza e secondo me in parte anche con una fetta di spogliatoio era logorato. Quindi secondo me tornerà e verrà ceduto al primo offerente anche a un prezzo basso. Cioè per me più di 2 milioni e mezzo non ti daranno, ed è già tanto. Ma poi io neanche lo rivorrei, cioè a livello sportivo magari potrei anche accettarlo, perché metti che torna qua motivato, si rende anche conto della cazzata che ha fatto e magari ti fa una stagione di Cristo. Però cioè non lo so, io generalmente sono uno che perdona, però a livello calcistico, che è una cosa che per me si sostituisce alla religione, perché io sono ateo, quindi la mia religione è il Cagliari, e se penso di dover perdonare un giocatore che ha messo quel post dopo il giorno dopo la retrocessione, l'ha cancellato, non lo so, non so se sarei disposto a perdonarlo, sinceramente. Te Tommy? A livello comportamentale mi è veramente sceso tanto dopo il post, ne hanno già parlato Matti e Pietro, però secondo me se continua con questi rendimenti torna e ci resta anche al Cagliari. Qualora il Cagliari dovesse tornare in Serie A, perché se resta in Serie B Bellanova non vorrà rimanere al Cagliari. Però io gli darei una seconda chance. Voglio vedere come si comporterebbe in un Cagliari che è completamente diverso, cioè non troppo completamente diverso, però sicuramente un Cagliari con giocatori diversi, con un allenatore diverso, purtroppo con lo stesso presidente, però cioè, sicuramente è già un altro ambiente rispetto a un annetto fa e lo si percepisce già dopo 2 partite, perché la gente allo stadio che va finalmente con la voglia di andare allo stadio a vedere una partita quantomeno dignitosa è tutta un'altra cosa. Quindi voglio vederlo. Io ti dico di sì. Secondo me, se il Cagliari torna in Serie A, resta, e vorrei anche io rivederlo col Cagliari. Sentite, ma io vi voglio chiedere una cosa. Vai. Ma ci ho pensato oggi, ho detto, cazzo, Carboni, il verme, sempre, adesso non mi... Come si chiama Carboni? Andrea Carboni. Allora, lui se n'è andato, vabbè, modi veramente terribili, però oggi mi è sorto un dubbio. Cioè, cazzo, ma questo è possibile che prima se ne va dal Cagliari, la città che dovrebbe tifare, cioè la squadra che dovrebbe tifare, no? Teoricamente. E comunque, mettete anche che non la tifi, l'ha comunque cresciuto, a cui è, tra virgolette, debitore, dovrebbe essere grato in un certo senso, che ha comunque un buon rapporto con i tifosi, perché... Che cazzo? Gli alieni. Stacca, ci stanno tracciando, stacca. Secondo me è Pietro. Pietro? No, c'è il Pietro? muto. Pietro? Allora è Tommy. Provo a mutarmi. Sì. Si sta proprio bene. Dicevo, vabbè, fatemi fare questa domandazza. Dicevo, no, Miro, parliamo noi che siamo saggi. Allora, certo. Ma cioè, a me sembra veramente strano che questo ragazzo a luglio decida di andare al Monza, voglio dire, non è che neanche ha deciso di fare la scelta alla Bellanova, va nella squadra che tifa sin da bambino, per quanto sia una merdaccia posso capirlo, ok? Per quanto odi l'Inter, va bene, però vabbè. Ma voglio dire, questo ragazzo a luglio se ne va dal Cagliari e a gennaio va nell'ultima di Serie B. Allora la domanda che mi sono fatta è questa, ma allora non è che qualcuno l'ha voluto mandare via
e poveraccio lui è stato costretto perché l'avranno ricattato, magari robe di questo tipo, porcate simili che non mi tornerebbero neanche nuove. E perché voglio dire, uno che ha questa grande motivazione, aspirazione nel giocare in Serie A, poi a gennaio, se non gioca 6 mesi, non è che va nell'ultima di Serie B, no? Dipende pure dalle offerte che ti sono arrivate, però. Sì, no, però voglio dire, cioè, lui quando è andato al Monza pensava di essere titolare inamovibile, titolare fisso? Cioè, si è giocato allora molto male le carte, o è estremamente stupido, o vuol dire che ci sono anche... Eccolo, è ritornato con l'interferenza. Scusate. No, vai tranquillo. Scusa, Don Matte, devo levare il microfono perché se non si può. Pecca, io ti avevo detto esci e non rientrare, te niente, volevi rientrare. Esatto. Madonna che risata da omosessuale che c'hai, Mattia. Comunque in tutto ciò l'Olbia ne sta prendendo 4 dalla Fermana ed è sempre più ultimo. Grande. Mamma mia. Non so quanto c'è da andarne fieri, visto che metà dei giocatori sono ex Cagliari. Oggi poi abbiamo tesserato tipo 3-4 giocatori dell'Olbia. Non so se avete visto. Vabbè, è normale amministrazione, Ma roba un po' particolare, devo dire, eh. Ma no, è normale amministrazione, perché tanto so gente da primavera che va e viene. Sì. Senti, ti voglio chiedere una cosa, Miro, perché tu mi sai di Vai. persona che questo soggetto lo odia. Mhm. Lo detesta, dai, odia no. Lella, ti piace? No, mi piace Lella. Davvero? Bravo! Certo. Grande Nunzio. No, a Ma me sta piace scherzando. perché fa il suo lavoro sporco. Guarda, con la spalla è stato anche lì commenti, ha disorientato, ma alzava sempre lui il pressing, ha corso come un animale. Cosa doveva far di più? No, ma Lella è un ottimo giocatore. Secondo me è un ottimo prospetto. Un gradino sotto curva, però Sì, sicuramente un giocatore da dover far crescere. sì, Assolutamente. Ne bravo, sono vale d'accordo. assolutamente la pena. E ribadisco, meglio lui di Raja. Sti cazzi di Nainggolan, ma andasse a Ferrara a mangiasse il prosciutto. Cioè, a una certa anche basta. Bravo, Miro. Tommy non ha applaudito, quindi ciao Tommy. No, non è vero. Allora, io sto sistemando il microfono, mi sto impegnando per sistemare il microfono. Ma Adesso si sente ancora? bene. Oh, minchia, finalmente. Perfetto. Bravo Miro, mi sei molto piaciuto con questo intervento puntuale. No, vabbè, è fattuale, cioè non si può No, guarda, questo non tanto, nel senso che comunque spazio non è che abbia avuto molto per vederlo. Precampionato più queste partite, a me è piaciuto molto. È ritornato Poi, l'interferenza Che intanto. cazzo, mamma mia. Aspetta, scusate. Vai. Lavoro di manutenzione. no, però appunto, io ho letto dei commenti negativi nella partita contro la Spal. Secondo me è fuori luogo. Veramente fuori Sì, luogo. molto fuori luogo, perché io continuo a ribadire il fatto che secondo me in Italia si sta perdendo pian piano la cultura di saper far crescere i giocatori giovani. Sì. No, ma E non c'è proprio più ormai. a Cagliari è una cosa che praticamente non c'è mai stata, ma proprio mai. Sì. E pian piano si sta perdendo del tutto. E mi fa veramente incazzare perché a quanto pare un giocatore se deve giocare in Serie B e farsi le ossa deve per forza essere un futuro Mbappé o un futuro Barella per poter giocare in Serie B, Ma che è infatti, una ma dove cosa sta scritto? insensata. Sì. Ma Tommy, senti, giuro, io ti frullo microfono, cuffie e PC, te le frullo, giuro. ha gasato. C'hai pure il Mac, c'hai pure il Mac. VAR. No, ma tra l'altro appunto, senti Miro, ma come commenti col senno di poi il fatto che Kurfalidis per 13 partite non sia stato nemmeno convocato? E quando l'ho visto a Cagliari gli ho chiesto se
se sapeva qualcosa su una possibile convocazione mi ha risposto con una faccia come dire: ma che cazzo me lo chiedi che di sicuro non sono convocato? Cioè, ma veramente, ma per 12 partite che gioca, cioè tu immaginati un Kurfalidis adesso con 12 partite d'esperienza in più sul groppone. Secondo me per il cappello comunque che Cioè, Probabile, Tommy. Comunque, no, pure Curfa è un altro caso totalmente anonimo. Cioè, le prime partite ha lasciato a desiderare, ma è normale. Sono le prime partite, è un giocatore che debutta a un campionato come la Serie B, ci può anche stare che Certo. faccia delle prestazioni anonime, però piano piano con il tempo l'abbiamo scoperto. Se noi impariamo ad avere la pazienza di vedere i giocatori che sbagliano, ma sbagliano perché sono giovani e hanno la possibilità e devono anche sbagliare sì. per migliorare, in quel caso noi possiamo fare un passo in avanti. Ma se passiamo tutta la vita a rimpiangere Nainggolan, Kossu, Mancosu, noi sto passo in avanti non lo faremo mai e la primavera sarà totalmente inutile. Tanto vale distaccarla. Parere su Mancosu? Ad oggi acquisto che ha avuto un senso o no? Per i giorni che ha passato in infermeria ti dico di no, però quando l'ho visto sul campo mi ha Certo. fatto ricredere sul giocatore. Condivido. Sì, sì, sì. Il problema però è che Era prevedibile, voglio dire, che uno Certo. a quell'età non reggesse quei ritmi a fare il tuttocampista come gli faceva fare Liverani. Certo. Anche lì è stato un acquisto che a livello tattico non ha avuto senso, perché se tu giochi col 4-3, ma che cazzo serve Mancosu? A fare l'ala sinistra, ma allora tienti De Zogus, cosa prendi Mancosu e Millico, scusami. Eppure su De Avevamo Zogus, Tramoni. Santo vabbè, Dio, io... Tramoni sfondi una porta aperta, ma secondo me il caso più eclatante è stato la cessione di De Sogus dopo il precampionato che ha fatto. Esatto, e dopo No, la no. prima partita che ha fatto, l'ha messo anche titolare contro il Anche, Como che e aveva poi giocato l'hai anche Sì, è bocciato vero, da era nulla. titolare a Como, è vero. Cioè, era stato uno dei più positivi, tra l'altro, però l'abbiamo ceduto. Grande, Sì, grande esatto. Fabio, incompreso Liverani. no, è Sentite, ma veramente Nereo Bonato, imbarazzante. Mamma mia. Nereo Bonato, non vi dà un po' di vibes da Nos? No? Sortenniga. Estetica. Un po' timido lì con questa stempiatella, però Nereo Bonato, un nome anche rettale. Il carisma di un comodino, bello. Cioè, ha scelto, penso, il mestiere più sbagliato che potesse scegliere nel mondo del calcio. È proprio questo che lo fa Mamma diventare mia. Nos, Miro. Sì, a livello di Minchia. carisma è il Maran dei completamente direttori inadeguato. sportivi. Per me è Sì, completamente inadeguato, gliel'ho detto a sì. Pietro. Però guardate che la coppiata Giulini-Nereo Bonato... Presidente, per favore, non mi sgridi se non va bene la campagna acquisti. Io farò tutto quello che vuole. Me la immagino così. Nuovo film al cinema, 3 uomini e una squadra. Minchia. Esatto, con Ranieri che mentre che però Bonato con Liverani, era ti prego, con Liverani che si asciuga. Figa, ma ragazzi, voi immaginate in un momento di difficoltà un giocatore si gira per chiedere qualcosa al mister e si vede uno che si asciuga costantemente con sta polo attillata, la polo attillata tutto pezza, cioè poi per carità nostrissimo, però voglio dire che scena raccapricciante. Che spettacolo indecente. No, ma poi la cosa bella era quando tu lo vedevi rientrare a fine primo tempo tutto pezzato. Io me lo immagino dentro lo spogliatoio e se siete vicini ai giocatori, che me paffia maglietta nuova, per favore. Arte. Sì, vero. Cufa, che me paffia maglietta. misto a campo, a scelle, un po' nostro dello spogliatoio. Ma scusate, la Juventus ha fatto la serie All or Nothing nell'anno in cui sono arrivati i quarti. Vi immaginate una serie dell'anno scorso e di quest'anno? No, cioè, è incredibile. che spettacolo! Ma una serie magari ultra storytellizzata con un titolo in sardo tipo Il vento dell'isola, queste cose qua, capito? Su Zobi, per dirla Gaserebbe, proprio però. alla bisuntola. Gaserebbe, però magari ne esce fuori 2 stagioni, una più di merda dell'altra, litigi tra gente che... Il litigio con Birsa e Capoletti che magari era vero, noi non lo sapremo mai.
Comunque Pellegrini alla Lazio, Sì. Gaza, come ci Gaza, dice Cagliari Calcio miglior Video. terzino della Serie A. Cazzo, Pellegrini quando ce l'avevamo noi, allora per carità, i suoi limiti tecnici li aveva, però almeno era un A me è periodo... piaciuto soltanto il primo anno al Cagliari, Sì, perché il secondo mi ha bravo. a me fatto non cagare. piaceva. A me non Bravo, piaceva. bravo. Mm. Primo anno, cioè in quei 6 Primo mesi che anno ha che sarebbero fatto, 6 tanta mesi, roba. 6 Sì, mesi. sì. L'anno Sei dopo, anche mesi. quando la squadra rendeva, lui era l'unico che faceva cappelle. Sì. Sì, più che altro nella seconda Io- parte è stato uno meglio dei di Giannis. peggiori. Uno dei peggiori. Meglio di Vero. Giannis. Mamma mia, Lico. Cosa sta Sì, facendo al meglio Bologna? di... Sta facendo niente anche lui. Che cazzo sta facendo? No, lui Ha è titolare, iniziato. ha tolto il No, posto a sta Caballero. giocando alla No. grande, signori. Sta giocando alla grande al Bologna. Io le partite E del Bologna qua... che ho visto veramente Rico Giannis giocare bene, non sto scherzando. Cioè, tira Il da Bologna... fuori. Mazza. Il Bologna si è talmente tanto innamorato di Lico Giannis che ha deciso di prendere un altro terzino sinistro greco e è andato a prendere Kyriakopoulos dal Sassuolo. Sì, perché ha Però ceduto scusami, Miro, Cambiaso tu che doveva essere, no, ma Cambiaso è troppo forte. Cambiaso è un cesso clamoroso. Lico Giannis gli ha preso il posto subito. Ma scusa, Miro, tu che sei bravo in queste cose, ma mi fai a vedere la media fantavoto di Lico Giannis al Fanta? Che quando l'ho presi al nostro Fantacalcio tu mi avevi preso un sacco per il culo, ma che te vedi Lico Giannis? Oh, ma che davvero? Manco do rilancio perché mi fai pena. Io, fammi vedere la media fantavoto di Lico Giannis. Subito. Al volo Allora. proprio. Sia, Sì, sia sì. la media voto che fantavoto. Allora, te la dico subito. Allora, la media voto è 5,93 e la fantamedia è 6,03. È fortissimo. Ma E scusa, vai e a buttarle lamentati. via. E lamentati, le ha giocate praticamente tutte in una squadra che fa anche abbastanza schifo, voglio dire. Minchia. È forte di Giannis. Miro? Sti storici. Miro? Sì. Miro? Per carità. Miro? Che cazzo vuoi? La live è ancora accesa, Miro? Ma per carità. Mamma mia. Preferisco giocare con Faragò adattato a sinistra piuttosto, guarda. No, Ma non dire, ma te lo ricordi Faragò proprio a sinistra? Paolo Magari. Pancrazio Certo, è Faragò. proprio per quello che l'ho detto. Madonna, Quello. Il cioè è come se ti tuttocampista. dicessero, è come se ti dicessero quando fallisci puoi ripartire dalla terza categoria o dalla seconda. Cioè, Il Più o meno. tuttocampista, ragazzi. Faceva terzino destro, trequartista, centrocampista, esterno. Faceva cagare in tutti i ruoli. Ci hanno provato in tutti i modi, non gli hanno trovato ancora un ruolo questo povero ma Cristiano. infatti anche, ma infatti dopo Faragò, che Miro tanto elogia adesso, Miro mi vuoi dire adesso, parlando seriamente, no, siamo sempre in tema goliardico, ma mi vuoi dire che anche D'Albert è stato meglio di Lico Giannis? Parentesi, per me sì, io amavo D'Albert, io ero l'unico che lo difendeva. Siamo in due, perché anch'io amavo D'Albert in realtà. Era fortissimo, era fortissimo da trequartista. Statisticamente imbroccava bene una partita su 283 statistiche proprio del CERN fatte Ok. appositamente. ma Mezzala era forte. È Vero? però, è Vero, Forte perché aveva comunque messo sapeva Mezzala. giocare a tutto campo. È perché era fuori dall'area di rigore, soprattutto. Addirittura Quando trequartista una partita, figa. Ma no, ma era veramente... Ci stava, Mezzala. Sì, Però, se sì. ci pensate, quanti terzini hanno preso per rimpiazzare Rico Giannis? E in quanti l'hanno rimpiazzato? Zero. Zero, ma perché Lico Giannis è forte per almeno quanto D'Albert. Almeno. Ragazzi, Rico Giannis Ed Albert era allora, è fortissimo. arrivato che era veramente scarso. Però, obiettivamente, 2 anni dove ha fatto veramente, veramente schifo. Secondo me è cresciuto in una maniera allucinante. Cioè, a livello difensivo, troppe cappelle non le faceva. Torragò. I cross giusti ogni tanto li imbroccava, a me non dispiaceva. Cioè, col livello della squadra che c'era. Pietruzzo, beccati questo commento. Torragò.
Tra l'altro, ma ragazzi, deve essere sicuro. io andrei in chiusura con questo commento. Madonna, mi hai ricordato Faragò a sinistra a San Siro. Io ti Mamma ricordo mia. anche in quella Aspetta. partita Giannetti esterno, non so se era la stessa, Aspetta, però ma non- Giannetti Ero Setter esterno. esterno e Giannetti punta. Sì, infatti. Ok, Setter esterno, Giannetti punta e Cossu mediano. Penso che qui possiamo Mamma chiudere. mia. Mamma mia, che grande formazione, cazzo. Il futurismo di Rastelli, ragazzi. Voi non capite un cazzo. No, guarda, ma non era... Era Rastelli. Sì, perché se non mi Mi sa che sbaglio c'era era il ancora. ritorno in Serie A del Cagliari qua partita. No, Cossu ha allora giocato nel secondo anno. Allora Ha giocato... Non mi ricordo se era già Lopez o se era addirittura il primo Ah anno. no, mi sa che No, era Lopez. Può darsi Era Lopez, Lopez. sì, sì, Era sì. Diego Lopez. Era Lopez, è vero. È vero, qua il Sarà ragazzo andato- scrive dai tempi Sì. di Avela, è vero, da Avelar che non c'è un TS veramente forte. Sì, E che Avelar Avelar, era forte, sì. sì, Avelar era un bel giocatore, mamma mia. Sì, sì, sì. vero. Solo perché gol alla Roma io lo porto ancora in trionfo. Ma un Cioè, bel giocatore. quell'Anvedi che hai fatto coi Gocea mi fa soffrire ancora di polluzione notturna. Papera che rimarrà nella storia, papera leggendaria di Goicocea. Infatti tu Che dovevi partita. andare in giro al centro e di Anvedi che ha fatto coi Gocea. Vabbè, se volevo le botte mi sono limitato a fare cuori sul Cagliari. Ma quali botte che ti applaudivano? Non c'è un romanista che voglia bene a Goicocea. Sì, infatti. Devo andare nel covo dei laziali. Trovavi chiuso Sì, a fare probabilmente. il saluto romano. Appunto. Vai, dopo questi stereotipi io direi di andare in chiusura. Va benissimo. Bellissimi. Miro. Ringrazio il buon Pietro. Grazie a te, grazie mille, Miro. Un bacione. Ringrazio il buon Tommy con questo cappello molto bello. Grazie Miro. Mi raccomando, fatti aggiustare sia il microfono che le cuffie. Ma secondo me era il problema, io quando mi sono tolto il cappello, il Non vedo un microfono cazzo. iniziava a fare Tommy, interferenze. va bene Mi sono così. rimesso È andata così, va bene È andata così. così, va bene, ok, ci sta. Va bene, ok. Riprendo le mie Tranquillo, colpe. Miro, cioè, Tommy, non ti fare paranoie, tranquillo, sono le 11 di sera, siamo tutti vivi, stiamo tutti Complimenti per l'abilità da ventriloquo di Mattia che riesce a parlare pur stando fermo e immobile. Non mi si vede? Sei rimasto mi è saltata. frizzato. Bravi ragazzi che rispondono con gli hashtag in chat. Hashtag mirata. Dai, live totale stasera. Grandi. Grande Io direi Miro. che le connessioni sabaude possono anche migliorare un pochino. Sì. No, ma siamo nel telefono, 2023. la mia connessione non va. Lo so, ma siamo nel 2023, sarebbe anche ora di farla passare la fibra, E io, ragazzi, ancora con l'hotspot. Nel 2023 ancora facendo le live con l'hotspot. Andrò avanti così. Minchia, Così. che barboneggiate. Qua in Sardegna cosa pensi che ci sia? Fibra ottica ovunque. Zitto che Mattia poi inizia a darti ragione e non torna più a Cagliari. Infatti non ci tornerò più. Vai Matti, saluta pure te. Infatti non ti volevo. Ciao ragazzi. Hashtag mirata. Grandi ragazzi in chat. Ciao a tutti. Hashtag io la maglietta di Caio Rangel. Attuale. Buonanotte ragazzi. Ciao raga. Buonanotte. Buonanotte.